Dobbiamo avere un'attenzione maggiore a governare il processo. I migranti in questo caso sono, i profughi sono 1000-1500. Se tutti facciamo un pezzettino non servono fiaccolate, non servono caserme, non servono agglomerazioni di persone che creano solo e soltanto situazioni di disagio. Non crede alle manifestazioni sull'arrivo dei profughi nei territori la CISL trevigiana, che oggi ha eletto il segretario veneto nel Trevigiano, Onofrio Rota. Un tema, quello dei migranti, che sta spaccando la società, quando la soluzione sta nel diluire la loro presenza in tutta la Marca. Stiamo parlando di 1400 persone su oltre 800.000 abitanti. Tutt'altro, secondo il sindacato, che un'invasione. Certo che, se li ammassiamo tutti in un unico posto, la sensazione è ben diversa. Se non si trovano soluzioni diffuse sul territorio ci sarà la caserma a Vittorio Veneto, la caserma a Treviso, la caserma a Oderzo e poi andremo avanti così. Credo che il problema non sia così grave da non essere affrontato. Noi pensiamo che bisogna che tutti facciano la propria parte.